Ciao amici, siamo di nuovo con voi, Vladi Jussi Senza Frontiere, di nuovamente in Barisardo per nuove sorprese che vogliamo regalarvi. Seguiteci. Sì, ci troviamo a Barisardo, come diceva Vladi, e siamo venuti oggi per fare questo bellissimo video che è la tradizione del Suneniri. Poi vi spiegherò di cosa si tratta. È un rito pagano sincretizzato oggi come oggi con la festa di San Giovanni Battista. Seguiteci, ci vediamo tra un po'. Ciao! Tra poco, ciao! Suneniri, un rito tradizionale sardo ancora oggi praticato a Barisardo in occasione della festa di San Giovanni Battista. Questo rituale affonda le sue radici in antichi culti pagani della fertilità e della rinascita della natura, successivamente reinterpretati in chiave cristiana. La preparazione dei Suneniri: si piantano semi di grano o lenticchie in un vaso di terracotta. Il vaso viene tenuto al buio, così che i germogli crescano sottili e pallidi sul giallognolo. Dopo 3 settimane il vaso è ornato con astri, fiori, pani e frutta. Decorato è una croce di canna di legno. Nel mondo agropastorale sardo, il ciclo delle stagioni era sacro. Suneniri rappresentava un'offerta simbolica alla madre terra, per favorire abbondanza nei raccolti e protezione per la comunità. Il grano che germoglia al buio simboleggia la rinascita dalla morte, tipica dei culti agrari precristiani. Il grano giallo rappresenta la morte apparente, da cui rinasce nuova vita, proprio come il sole dopo il solstizio d'estate. Suneniri viene portato in processione, accompagnato da donne e uomini in abito tradizionale. Il corteo arriva fino al mare. Lì i vasi vengono gettati in acqua come gesto propiziatorio. Prima di lanciarli si rimuove e si condivide il pane e la frutta come augurio di prosperità. Si dice che anticamente era compito delle nostre sacerdotesse la preparazione e l'esecuzione del rito, oggi eseguito dalle nostre bellissime donne della nostra comunità. Il risultato del rito dipende da quanti cesti di neniri cadono rivolti verso il cielo o verso il mare. Se sono rivolti verso il cielo,
Sarà un anno di grandi raccolti e prosperità per tutto il paese. Un ringraziamento speciale a tutti i giovani di Barisardo per la loro partecipazione e permettere che si mantengano vive le nostre tradizioni ancestrali, pur essendo oggi in chiave più turistica. Grazie ragazzi, grazie! Bene amici, siamo arrivati alla conclusione di questo video, speriamo che vi sia piaciuto e abbiamo fatto sempre il possibile per fare del meglio. Sì, lasciamo Barisardo, lasciamo la torre di Bari esattamente e al prossimo video, ciao! Ciao a tutti, seguiteci, ciao! Ciao.